A San Carlo di Volta impaglio 3 punti pesanti che potrebbero allontanare la Voltese dalla zona play-out, oppure l'esatto opposto con il Taggia che in caso di vittoria sorpasserebbe proprio i gialloblu. Entrambe le formazioni sono fresche di risultati utili soprattutto per quanto riguarda gli 11 di Mister Asciutto dopo aver rifilato una goleada per 7-1 al Forza e Coraggio durante la scorsa giornata. In condizioni atmosferiche non ottimali inizia il match e il primo squilla di Marca Taggia con il tiro di Miceli parato facilmente da Caruso. Al quinto minuto spazio per la Moviola, Amendola calcia in porta colpendo il braccio dell'avversario ma considerato dal signor Crova di Chiavari attaccata al corpo e quindi non punibile con il penalty. Su punizione Fundoni mette un'ottima palla al centro dell'area e Malfatto mette in angolo rischiando di segnare nella propria porta. Al 35esimo il velenoso tiro cross di Amendola va vicino al palo ma si spegne sul fondo creando nulla di fatto. L'occasione più ghiotta viene pochi secondi più tardi quando Martelli scarica in porta una saetta la quale sbatte sull'incrocio dei pali e poi a porta vuota Perano cestina un'incredibile palla gol. Di nuovo il numero 4 giallorosso prova a sbloccare la partita ma è l'estremo difensore a negargli la gioia del gol. Nella seconda frazione dopo un solo giro di lancetta Perano serve un cross per Alvarez, il centravanti svetta di testa ma Caruso ci mette il guantone compiendo una parata prestigiosa. La Voltese risponde con un tiro debole di Amendola che impegna ugualmente D'Ercole, il quale provvede a deviarla in angolo. Al minuto 17 il numero di giocatori in campo diminuirà da 22 a 21 perché il già ammonito Malfatto compie questo intervento che gli costerà il secondo cartellino giallo. Di lì in poi non assisteremo a nessun'altra azione saliente e dopo 2 minuti di extra time l'arbitro manderà tutti sotto la doccia decretando il risultato finale di 0-0.